Al termine di Modena-Montecchio, cos'è mancato a Montecchio per fare il risultato qui a Modena? Ragazzi, sempre rincorrere, rincorrere, non è mai semplice. Dopo ci sono state qualche defezioni che ci hanno tagliato un po' le gambe. Dopo poi anche qualche gol sbagliato a porta vuota, qualche miracolo del portiere, sì, che potevamo riprenderla ancora una volta, ma così non è stato. È stata una partita tesa, nervosa dall'inizio alla fine, come l'hai vissuta? Beh, vabbè, io sono stato in panchina, ma comunque sì, soprattutto il secondo tempo, verso la fine è rimasta sì, tesa. Siamo stati abbastanza bravi a contenerla, ma dopo inevitabilmente i cartellini sono arrivati per forza di cose. Cosa servirà da qui a fine campionato per voi per ripartire subito? Niente, stare uniti, lavorare. Adesso sappiamo che c'è un'altra defezione che non riesco a capire io onestamente, il cartellino per l'arbitro, a parte che non l'ho visto bene anche. Uniti, 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 lavorare, adesso cercare dare oltre il 100 e il 200%, tutto qua.